Le piccole imprese rurali locali e la diversificazione dell'offerta sono stati al centro dell'incontro promosso dal GAL Nuorese Baronia a Bitti nell'ambito del progetto Next Tour. Questa azione di sistema è stata creata per dare più formazione alle nostre aziende, creando così una competitività maggiore sia a livello locale che anche extraterritoriale. Molto importante per noi è che queste aziende siano qua oggi per creare così un assetto sia competitivo ma anche di collaborazione tra le imprese, in modo che così conoscendosi creino anche una struttura molto più fitta e più forte nel tempo. Gli interventi degli imprenditori e casi di successo che hanno saputo unire territorio, comunità e agroalimentare avevano lo scopo di aiutare le aziende che hanno partecipato a sviluppare un'offerta turistica moderna, sostenibile e integrata. È strategico e direi che non si può fare a meno di investire sul turismo rurale. In un anno come appena passato, il 2024, che abbiamo avuto nel mondo un problema di overtourism, dove le città sono diventate invivibili, la ruralità ha una grande carta da giocare nei prossimi 10 anni. Per i partecipanti del progetto Next Tour la formazione è importante, ma da sola non basta. La preparazione dell'operatore nel territorio è importantissima. Prima della preparazione però ci vuole la passione. Qui si trova l'identità. Dobbiamo far sì che l'ospite che arriva da noi non si senta un turista, ma veramente un cittadino temporaneo di Bitti per 3 giorni, per una settimana, per quello che fa di vacanza.